Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi andremo ancora più a fondo dentro il mondo delle parolacce in napoletano. Esamineremo una parola che ormai non viene praticamente quasi usata più, se non all'interno di alcune commedie teatrali, come per esempio quella della gatta Cenerentola di Basile. Il termine in questione è pirchipetola. Con il termine pirchipetola si intende la donna becera, la donnaccia di strada che fa pettegolezzi e nient'altro. Il termine è anche questo, come il cagatronola che abbiamo visto la volta scorsa, è un termine composto. Un termine composto da perchia, che deriva dal latino, che vuol dire pettegola, e da petula, che vuol dire pettegolare, chiacchierare. Tant'è vero che petula, da cui nell'italiano da petula poi deriverà petulare proprio. Ed è assolutamente un termine, anche questo, non gradito nei confronti di una donna che viene etichettata in questo modo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!